Allora, Bue ha catturato un topo, dov'è? Oddio, eccolo là. E se lo sta mangiando. Ti credo che non mangia la roba che gli do io. Mangia i topolini fuori. Era buono, Bue? È buono il topolino, Bue? Se no qua su, tonto. No, là fuori, qua. Bue? Ciao! Visto il bellissimo sole, ne ho approfittato, c'ho fuori il piumino e ho disfatto il letto stamattina e programmato la lavatrice, ho steso la biancheria, le lenzuola. Sto morendo di caldo con la dolce vita e questo maglione. Non potete capire che caldo. Eccolo che torna. Veloce, Bue, veloce! Bravo! Hai mangiato topolino? Era buono! Happy? Era buonissimo! Carne fresca, vero Bue? Ogni tanto. Dove vai? Dove stai andando, Bue? Ciao! Sì, sono qua. Mettiti un po' qua sotto al sole. Vabbè. Bel micio. E Pippo invece si è messo qua sulla cuccia che devo ancora lavare. Non l'ho più lavata. È qua fuori da, non dico un mese, ma quasi. Però lui sta tranquillo là. Vabbè, ho un elicottero. Non si vede. Sì, è al centro dell'inquadratura. Che bello il sole! Bello. Pepe, cosa stai facendo? Come? Guarda che le lenzuola sono pulite. Lascia tutte le impronte, sì. Pepe. Pepe, vieni qua. Mamma, sto mangiando finocchi. Non si parla con la bocca piena. Vero Pepe? Matto. Andiamo Bue. Ciao amore mio. Ciao Bue. Che bello che sei al sole. Mamma mia Bue. Bello. Mamma, sai che c'è Bue qua giù? Sì, e il sole sta per tramontare. Abbiamo ancora un pochino, dai. Che ora è? È le 14:08. Cioè tramonta veramente presto, aiutatemi. Mamma mia, io che adoro il sole. Ehi, Pepe. Adesso devi scendere. Giù, giù, giù. Sì, adesso ti metto di fuori. Perché sennò non riesco a fare il letto con te in mezzo. Andiamo. Pepe, andiamo. Andiamo. Dai, corri, fuori. Bravissimo. Ciao ciao. Non posso chiudere perché ho il filo dell'aspirapolvere, però posso limitare l'accesso facendo così. Sta sparando. Come gli butto. Eccolo.
Vieni a vedere, vieni a vedere, vieni a vedere. Tornata a casa dalla serata, è venuta la mia amica a cena, quindi abbiamo cenato insieme e poi Franza è andato a dormire e io e lei siamo andate a vedere il falò. Era da un po', forse 2 o 3 anni che non ci andavo. Vabbè, c'era stato anche il Covid in mezzo. Vabbè, era da un po' che non ci andavo e niente, stasera abbiamo detto vai, nevica, ma andiamo lo stesso. Infatti l'hanno fatta lo stesso, anzi anche più sicura con la neve, cioè più sicura, più sicuro il falò. Sono stanca. Comunque siamo andate e bello, bello. Non abbiamo visto nessuno che conoscevamo, ma ormai quelli della nostra età o hanno famiglia o non sono neanche più qua, quindi siamo rimaste bene in pochi qua del posto, insomma. C'erano tanti turisti. E niente, comunque adesso nevica, ma nevica, vabbè lo vedete, cioè nevica, nevica. Ho detto vabbè andiamo via, volevamo andare a piedi, solo che poi era -10 alle 9, eravamo ancora in casa e il falò iniziava alle 9, infatti siamo arrivate che era già stato acceso, ma era ancora all'inizio. Però ho detto se andiamo via a piedi non ci arriviamo in tempo, anche perché la strada è molto scivolosa, quindi non sarebbe stato un po' un problema andare a piedi. E quindi ho detto vai andiamo in macchina. Ho parcheggiato sulla strada e a caso dove ho trovato un posto. Comunque dai, nel frattempo ha fatto un pochino di neve. Comunque questa macchina finché la neve è così bassa va anche bene senza catene. Poi chiaro, se devi fare una salita importante senza catene non vai, purtroppo, o meno che tu non abbia un 4x4. Questa no. Questa è una semplice macchinina sportiva, non ha un 4x4. Sportiva, una baby sportiva, non una sportiva proprio vera. Io la chiamo baby sportiva alla fine. E va bene, dai. Comunque è stata una bella serata. Abbiamo mangiato come bufali. Ho preparato roba tutto il pomeriggio. Abbiamo mangiato come bufali e io ero pienissima. Ho fatto anche il dolce. Pace bue. Ciao. E sì, ha fatto 1 centimetro sicuro da quando sono andata via. Sì, 1,5. Vabbè. Adesso niente, vado in casa. L'ho acceso ancora. Sì, ho ancora tutto, ma penso che domani toglierò tutte le decorazioni. Anche se devo dirvi che quest'albero qui mi piace molto. Mi piace proprio tanto. Bello, è stato un bel acquisto. Oh, mi si sono spiaccicati tutti i capelli. Devo lavarli. Adesso metto a asciugare la giacca perché io odio portare gli ombrelli, quindi ho messo questa giacca qui che è quella di Shein, che ha il cappuccio bello grande, infatti sono stata benissimo. È la prima volta che a questa festa, questo evento, questo brucia la vecchia, è la prima volta che non c'è freddo. Cioè io mi ricordo che morivamo dal freddo, anche quando ero adolescente, così, si moriva dal freddo. Invece quest'anno c'è 1 grado di fuori e bello. Detto ciò, adesso do un po' di pappa a Bue, perché è qua che vuole la pappa. Era qua che dormiva come un dio. Vero? Sì, la cuccetta bella, sì. Adesso gli do un po' di pappa e vado a lavarmi. Domani inizierò a lavorare un po' più tardi. Domani, che sarà l'Epifania, quindi il 6, inizierò alle 8 e finirò alle 11:30. In realtà io avevo fatto la proposta di stare proprio a casa, di tenere chiuso, ma non si può. Non si può. Già il fatto che abbiano accettato di ridurre l'orario va benissimo. Almeno non devo alzarmi prestissimo, ma
alle 7:30, sì, 7:30 devo partire da casa, però insomma rispetto al solito un'ora dopo, un'ora, più di un'ora dopo, c'è una bella differenza. Qui sono riuscita a far riprendere il fuoco, c'era qualche brace ma proprio poca roba, ma basta aprire il registro e guardate come prende. E infatti ha preso, ecco, ha ripreso. Sì, anche qua sotto adesso lo lascio aperto, che così brucia un po' meglio, arde meglio. E ragazzi, è tutta un'altra storia avere una stufa così. Anche la mia amica è rimasta sconvolta dal caldo che c'era in questa stanza, perché lei veniva qui ma c'era freddo. Cioè c'era da stare anche con la giacca qua dentro. E invece quest'anno è tutta un'altra cosa. Cioè lei si è svestita, lei non si svestiva mai di solito. Invece quest'anno, prima, sì, stasera, si era tolta, c'aveva una maglia sottile su. Quindi vuol dire che fa veramente caldo qua dentro. Caldo, si stava bene, erano 24 gradi, quindi si stava molto bene. Va bene, dai, vado a lavarmi, che sennò qua quello lì ha il terrore di tutti quelli che entrano in casa. Adesso forse si è rilassato un po'. Io, guarda che piedone che è qui. Guarda qua, morbido. Guarda qua. C'ha il pelo perlato, guardate che roba. Guarda qua. E lui sta bene perché ha la pelle rosa, rosa, rosa. Quando ha la pelle così rosa vuol dire che sta bene, che la temperatura in casa è giusta. Vero? Anche il naso è rosa. Eh sì. Quando il naso invece è bianco vuol dire che ha freddo. E quello? Pepe. Ciao Pepe. Praticamente stasera avevo fatto pasta e fagioli, è venuta perfetta. E poi avevo fatto l'insalata di arance e finocchi. E poi le ho chiesto: vuoi assaggiare? Oggi ho fatto un tortino, tortino di ricotta e zucchine e tonno. Vuoi assaggiarlo? Tanto devo solo scaldarlo, è pronto. L'ho già cotto. Alla fine ce lo siamo mangiato, è rimasto solo questo pezzo. In più abbiamo mangiato il dolce che avevo preparato, che ve l'avevo fatto vedere prima. Quelle 3 ciotoline, insomma, con dentro la crema proteica al cacao, al cioccolato, il panettone imbevuto col caffè, quindi una sorta di tiramisù, ma non era un tiramisù in realtà. E niente, abbiamo mangiato anche il dolce, le è piaciuto tanto anche quello, e quindi cena approvata. Ok, qui devo svuotare, che questa roba è pulita, l'ho messa prima, poi sono andata via, sono tornata, è tutto asciutto e pulito. Sì, lì c'ho ancora roba, però intanto questa parte è fatta. Vado, dai. Pipì. Che schifo che mi fa il muro così nero. Imbiancheremo prima o poi. Non so quando, ma imbiancheremo. Comunque, per chi fosse interessato, queste ventole, per chi mi segue da pochissimo, non per quelli che mi conoscono da una vita, ma per chi mi segue da pochissimo, queste ventole, se avete una stufa di questo tipo, funzionano benissimo. E c'è chi dice che non funzionano niente, ma in realtà io vi posso assicurare che il calore lo fanno girare molto bene nella stanza. E questa manda il calore fuori dalla porta lì, quindi scalda di là, quindi scalda anche il bagno. E invece questa qui l'ho puntata qui verso il tavolo. Ecco, Pepe si è sistemato e io vado e ci rivedremo non so quando.